Nuovi trasferimenti nel comparto scuola ed è nuovamente la 104 ad avere la meglio. In effetti una legge nata per tutelare chi ha una malattia o assiste un parente malato e permette a queste persone un riavvicinamento a casa. Negli anni scorsi si sono susseguiti tronconi di inchieste, la carica delle 104 1, 2 e poi 3. Una legge giustissima, nobile, ma sfruttata anche da chi in realtà non aveva nessun problema o malato in famiglia e ha ottenuto un salto in graduatoria con un posto a casa garantito. Anche quest'anno i cumulatori di punteggio, insegnanti che lavorano da anni, hanno dovuto strappare il loro biglietto della lotteria. Nessuno è tornato a casa. Noi docenti fuori sede, scrivono in un documento, da ormai 20 anni vediamo vanificare ogni aspettativa di ricongiungimento con la nostra terra, con le nostre famiglie. Non è una questione di punteggio, sostengono i docenti. I fatti dicono che insegnanti con oltre 200 punti sono sistematicamente scavalcati da neoassunti con precedenze. Ed ancora sottolineano le poche disponibilità sono unicamente ad appannaggio dei beneficiari di 104. Stanchi di questo stato di cose, tanti gruppi e associazioni di docenti chiedono di poter mettere un freno a questa norma. Sono Giovanna Vaianella e sono un'insegnante di scuola primaria e da 10 anni viaggio da Catania verso la mia città di residenza che è Agrigento. Sono 10 lunghissimi anni fatti di sacrifici miei e della mia famiglia. E oggi sono qui a dirvi la mia storia, ma anche a raccontarvi l'amarezza, la tristezza mia personale, come anche quella di tantissime colleghe, ma non solo colleghe siciliane, ma anche colleghe calabresi, laziali, campani, colleghe che hanno dedicato la propria vita al servizio della scuola, senza nulla ottenere oggi. Noi abbiamo constatato ieri, di fronte ai bollettini dei trasferimenti, ancora una volta pochissimi posti, soprattutto nei trasferimenti interprovinciali, e quei pochissimi tutti con delle precedenze. Quindi ancora una volta le precedenze annientano completamente il merito, l'anzianità di servizio e i titoli. Qui parliamo di trasferimenti di persone che hanno oltre 200 punti, addirittura trasferiti con 390 punti. Parliamo di persone che hanno 30 anni di servizio, che hanno dedicato una vita alla scuola e che ancora oggi non riescono ad arrivare, non dico sotto casa, perlomeno nella provincia di residenza. È una problematica molto seria che purtroppo non viene portata davanti a personaggi politici o comunque davanti a istituzioni serie che riescano a far proprio questo nostro malessere. E non è neanche irrisolvibile la problematica, basterebbe per esempio ampliare gli organici di diritto, sono quelli che difettano sempre, sappiamo ogni anno quanti posti abbondanti troviamo nell'organico di fatto, e a farne le spese non sono soltanto gli insegnanti che ogni anno dovranno ricominciare in nuove realtà scolastiche, ma a farne le spese sono soprattutto i bambini. Purtroppo si pensa poco ai bambini. Si pensa sempre a farsi belle con le immissioni in ruolo, perché sicuramente dà più visibilità a un ministro, piuttosto che pensare ai trasferimenti che sono sicuramente un fatto molto importante per il docente, ma soprattutto anche per gli alunni. Per esempio gli insegnanti di sostegno, ce ne siamo tantissimi, eppure ogni anno nell'organico di fatto si danno 200, 300, 400 posti, poi dipende tutto dall'ampiezza della propria provincia. Quindi è una questione annosa che si vuole proprio tralasciare. Chiediamo con forza, in questo momento lo dico rappresentando anche le aspettative, l'amarezza, la speranza di tanti colleghi che ormai tutti sono riuniti in associazioni e in movimenti, chiediamo che veramente possa arrivare sul tavolo di un ministro, anche della signora ministra Azzolina, che si è spesa tanto in passato per la scuola. Ecco, chiediamo a lei che un corpo docenti che sta bene è un corpo docente che sicuramente lavorerà anche meglio.